E del mio lavoro amo l'incontro con le persone, sia quelle che accolgo, che vengono appunto dalle varie parti del mondo all'interno della bottega, amo l'incontro con altri artigiani, quindi questa ricerca di nuovi materiali, di nuove storie. E amo che è un lavoro che può cambiare all'infinito, ovunque vado, ovunque viaggio, possono nascere nuovi progetti e la cosa che mi piace appunto è non essere legata ad un materiale, ma essere proprio legata alle storie che voglio raccontare e sono le storie che poi mi portano al materiale e alla creazione degli oggetti. Infatti adesso abbiamo parlato solamente di zucchero, cera, saponi, ma in realtà lavoriamo anche con gli specchi, perché proprio lo specchio ci aiuta a vedere il mondo da un altro punto di vista, quindi anche c'è questo gioco, questa parte ludica di girare con uno specchio per la città per guardare i punti che con lo sguardo magari fisso per andare dritti in una direzione non guardiamo.